Entro la prima metà di gennaio arriveranno le prime dosi e si inizierà a vaccinare il primo comparto, ossia, ricordiamolo, il primo comparto è tutto quello del mondo sanitario e il mondo delle RSA. Si inizierà a vaccinare il primo comparto con il primo lotto di 177.000 dosi, ma spiega Lanzarin si è aumentato il numero a 184.000 perché è stata inserita anche la sanità privata come richiesto dal Veneto. Ci è stato chiesto anche, ma cosa pressoché impossibile, insomma, di avere entro fine settimana una preadesione di chi si farà il vaccino. Le regioni hanno detto se non ci sono già le indicazioni, insomma, diventa un po' impossibile e quindi entro questa settimana, insomma, entro fine settimana. Da qui, insomma, il commissario si è comunque impegnato a mandare entro l'inizio della settimana, quindi oggi in teoria, e poi noi lo distribuiremo, insomma, all'interno dell'azienda sanitaria, un bugiardino. La vaccinazione si svolgerà in 3 fasi, la prima che coinvolge sanitari e RSA, la seconda i servizi essenziali come le forze dell'ordine, la terza il resto della popolazione. Le fasi saranno trimestrali. Ogni 3 mesi, loro ci hanno detto più o meno trimestrali, quindi questa arriverà fino a fine febbraio, questa prima fase, poi comincerà la seconda fase e poi la terza fase, quindi per giugno, le indicazioni sono che per giugno il commissario pensa di aver completato la vaccinazione complessiva sempre su base volontaria. Il vaccino, conservato a meno 80 gradi, sarà anche presidiato dall'esercito. I vaccini verranno stoccati nei 7 hub, quindi nei 7 presidi hub ospedalieri, e poi da lì verranno distribuiti in ogni singolo struttura sanitaria affinché ci sia la vaccinazione e poi anche programmate per le RSA e quindi con anche delle equip mobili che andranno a vaccinare all'interno delle RSA.